devo proprio ammetterlo. Oggi, lunedì 15, svegliarsi ed essere veneti e cartisti ha ancora più gusto, visti i risultati del mondiale di ieri. E devo ammettere che insomma sono state delle belle soddisfazioni non solo per i colori italiani, ma anche per appunto la regione del Leone di San Marco. Un nuovo appuntamento con Chiacchiere da Kart, che ovviamente sarà monopolizzata un po' dal mondiale kart che si è svolto ieri a Kristianstad il 14 di settembre, che diciamo data un po' dolce amara, ecco, perché un anno fa guardavamo un personaggio, un amico, un content creator, un collega, anche se ovviamente con numeri ben più grossi rispetto ai miei, ovvero il buon Sir Luca Salvadori. Un anno è passato, tra l'altro è uscito anche un video ieri sul canale di Luca in cui Maurizio, il papà, annunciava l'apertura della fondazione Luca Salvadori. Vi lascerò il link in descrizione, per cui diciamo di sicuro potrà fare solo del bene per tutti i motociclisti. Tra l'altro poi tragica fatalità, proprio giusto lo stesso giorno è capitato un incidente a Cremona in cui purtroppo è morto un pilota durante una gara. Proprio sono quelle fatalità che ti fanno dire porca miseria quant'è bastardo infame il destino, mi viene da dire. Vabbè, purtroppo sono i rischi del mestiere e delle volte capita, lo so, detta così sembra essere proprio menefreghista, però purtroppo sono delle cose che i piloti devono accettare quel rischio lì che può capitare. Tornando un attimo a Chiacchiere da Kart, vi invito subito a lasciare un like e un commento qui sotto, e specialmente tutti i commenti che avranno l'hashtag Chiacchiere da Kart, che trovate qui a video, riceveranno una risposta direttamente da me con uno shorts qui su YouTube. Ma torniamo al mondiale OK, che diciamo per i colori veneti insomma è andata veramente molto bene. In OKJ, che dire, Prema ha veramente fatto le cose come Dio comanda, perché Noah Baglin, dopo essere andato vicino l'anno scorso a vincere il mondiale, ci è riuscito quest'anno col team di Grisignano di Zocco, per cui sono super felice per appunto la compagine vicentina, anche se da padovano sapete com'è, c'è sempre un po' di rivalità tra noi e i cugini a mezz'ora di strada da qua. Prema che comunque ha portato a casa anche i 2 mondiali per team nelle 2 categorie, per cui veramente trofei belli pesanti da portare a festeggiare alla fiera del Socco, anche visto che è proprio il periodo questo. E ad aggiungere ancora più valore veneto, mi viene da dire, a tutto questo, ci ha pensato anche il discorso telaio, ovvero il Kart Republic, perché dovete sapere che Kart Republic ha sede in provincia di Padova. Piccola parentesi che riguarda un po' il sottoscritto: tutte le volte che avevo una gara andavo sempre in pellegrinaggio per ringraziarmi gli dei del karting alla sede della Kart Republic, ci passavo lì, diciamo, di buon auspicio, ecco, una sorta di rito propiziatorio appunto in ottica gara. In più la Prema sui suoi Kart Republic utilizza anche i cerchioni AMV. AMV è un'azienda di Vigonza praticamente. Anche questa è realtà veneta, è un'eccellenza veneta, perché sarà anche un componente abbastanza semplice nella sua struttura, ma il cerchio in un kart può fare veramente la differenza. I materiali, progettazione, tutta una serie di studi che possono veramente influenzare le prestazioni di un kart. E anche questo è un vanto per la mia regione, per la nostra regione, se siete veneti, oppure comunque se siete di altre regioni, per comunque anche l'Italia, perché comunque sono delle realtà tutte made in Italy. Ho analizzato un pochino anche la situazione. Tra l'altro Kart Republic ha monopolizzato il podio nelle 2 categorie, fatta eccezione per il secondo posto che è andata all'Energy Kart, però 5 su 6 a livello di posti sul podio, insomma tanta roba. Vuol dire che i telai lavorano bene, sono veloci e sono molto performanti, questo va dato atto. Tra l'altro poi Kart Republic, come sapete, gestita da una persona che emana un'aura kartistica incredibile, ovvero Dino Chiesa, che diciamo
qualche titolo mondiale Formula 1 ce l'ha avuto sotto la propria ala protettrice nelle scorse esperienze kartistiche, CRG, insomma, diciamo che ha avuto a che fare con qualche mondiale, mi viene da dire, basti pensare a Rosberg, Hamilton. E da qui voglio partire per uno spunto che, diciamo, vuole essere un confronto per chi vive il karting qui nella mia regione, il Veneto. È un po' venetocentrico, ecco, questo episodio. La maggior parte dei costruttori di kart, produttori di telai, così via, e le piste anche, principalmente, sono in Lombardia. Diciamo che io ho sempre visto la Lombardia come la terra del karting per eccellenza, ma c'è da dire una cosa, che in questi ultimi anni un po' il baricentro si è spostato verso appunto la regione Veneto, cosa che ovviamente mi fa super piacere, mi rende super orgoglioso. Però ci manca qualcosa per poter competere, tra virgolette, ad armi pari con la Lombardia. E sono le piste. Perché in Lombardia abbiamo Lonato, Cremona, Franciacorta, che sarà tra l'altro sede del Mondiale KZ a ottobre, e chi lo sa che magari una capatina non la possa fare lì, magari vi porterò un vlog, adesso vediamo, è una mezza idea. Appunto, manca forse l'impiantistica, perché fondamentalmente di cartodromi principali in Veneto ce ne sono solo due di importanti, mi viene da dire, perché ok, se vogliamo tener conto anche di Lignano, ma Lignano è più Friuli Venezia Giulia che non fa Veneto, però potremmo anche comprenderlo. A noi manca un cartodromo che possa essere di respiro internazionale, sperando che appunto ritorni operativo quanto più possibile Adria, perché è un grosso danno il fatto che sia ancora chiusa. Si parlava di un'apertura qua in estate, speriamo che apra il prima possibile. Poi ci sarebbe Jesolo, pista storica, carica di fascino, bella anche tecnica, vecchio stampo, molto molto bella, però gli manca qualcosa, andrebbe rimodernata sotto certi punti di vista, perché ha bisogno di una rinfrescata per tenere il passo con i cartodromi più blasonati, perché sinceramente non credo che possa vivere soltanto di eventi grossi rental, come per esempio la 25 ore come quella che si è svolta sempre lo scorso weekend, ieri, in di Jesolo, poi l'RKC, gli amici del Catri Veneto, insomma tutta una serie di eventi rental, ok, ti portano gente, ma solo quello non basta, ok, ci vanno a girare per i test. Quest'anno per esempio hanno fatto il Champions of the Future qua a Jesolo, ok, bello, però non so, Jesolo avrebbe bisogno di una rinfrescata, ecco, perché sarebbe una pista della Madonna, dovrebbe diventare la nostra Genk, ecco, per intenderci, la casa dei campioni. Però ovviamente richiedono investimenti e non so se la proprietà attuale abbia voglia di farli. Speriamo che qualcosa si muova, che magari una rinfrescata al paddock, ammodernato, come Dio comanda, la palazzina, così via, le gradinate anche. Chissà che magari qualcosa possa essere migliorato, perché merita. Tornando un po' ad Adria, siamo sempre lì in attesa che arrivino notizie ufficiali. Hanno sistemato, tagliato l'erba, ma è ancora chiusa, ed è un grosso danno per, diciamo, tutto l'indotto, perché voi non potete immaginare cosa è successo nel periodo di chiusura. Hanno chiuso ristoranti, hotel che erano stati aperti appunto in concomitanza con l'apertura della pista. Quello che è successo non ha rovinato soltanto proprio l'autodromo in sé, perché è stato poi alla mercé di meteo, vandali, insomma ha ridotto veramente molto male. È stato un danno anche per tutta la zona. Io spero che con la nuova proprietà possano migliorare le cose, e ovviamente io appena potrò ci ritornerò, perché è una pista che insomma è una pista di respiro internazionale, quella che un po' manca al Veneto per poter competere con la Lombardia sotto il punto di vista degli eventi. Credo che comunque noi veneti possiamo giocarcela sotto molti punti di vista con appunto con la Lombardia, ma anche con altre realtà molto molto importanti. Bisogna soltanto crederci, pensare, progettare, investire con le dovute possibilità in uno sport che comunque porta
benefici all'economia locale, quello sì. Diciamo che sarebbe molto bello poter avere un altro cartodromo. C'è sempre quel famoso progetto che dovevano realizzare la pista vicino a quella di Caselle d'Altivole, però al momento tutto tace, non so se verrà mai fatta, un po'... Non dico come la Salerno-Reggio Calabria, perché l'ho fatta giusto quest'estate per le ferie, devo ammettere che mi sono dovuto ricredere, ok, l'eterna incompiuta cantieri, sto par di balle, è una signora autostrada, apro e chiudo parentesi. C'è da dire che effettivamente manca qualcosa per poter dire ok, il Veneto può essere competitivo a livello kartistico per quanto riguarda gli eventi, perché i team, i costruttori e i particolari ce li abbiamo per poter competere. Dopo ovviamente c'è tutta la galassia dei cartodromi rental che sono molto più diffusi rispetto ai cartodromi normali. Basti pensare al V-Way, anche al caro vecchio VKI che adesso è diventato il V-Way, che terrà sempre la solita sede ad Altaveglia Vicentina. Tra l'altro ieri c'era il V-Way Time con ospiti come la Michelin e il buon Carlo Vanzini. Quella secondo me è un modello da seguire per quanto riguarda i cartodromi, però lato rental. Dopo abbiamo Affi, la B-Karting, Chioggia, insomma ce ne sono tantissime di strutture per poter praticare il karting, sia rental, forse mancano un po' quelli proprio veri e propri, per cui secondo me un altro cartodromo in Veneto ci starebbe secondo me come investimento, come polo di attrazione per gli appassionati, per l'indotto e quant'altro. Detto questo, qual è la situazione dalle vostre parti? Mi rivolgo principalmente a chi vive fuori dal Veneto. Avete eccellenze da far conoscere, cartodromi che vorreste migliorati? Qual è la situazione a livello locale? Non parlo tanto del livello nazionale, per cui sono molto curioso di sapere anche da dove mi seguite, insomma è anche un modo per conoscerci meglio, perché purtroppo non ho mai avuto la possibilità di chiedervi da dove siete, cosa fate, insomma tutte queste cose qui. Se questo appuntamento con Chiacchiere da Kart vi è piaciuto, lasciate un like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, vi ricordo l'hashtag Chiacchiere da Kart per ricevere una risposta dedicata con uno short qui su YouTube. Da vostro Dalmax è tutto, ci vediamo lunedì prossimo e ho già una mezza idea di cosa parlare la prossima settimana, perché è un argomento molto interessante secondo me. Bye bye!